Magari... Eccoci qua. Allora, siamo di nuovo insieme con i nostri ospiti. C'è stato un problema tecnico, adesso cerchiamo di recuperare i messaggi che sono arrivati, di metterli in onda dalla regia. Eccoli qua. Ecco. Secondo me far fare lo sceriffo al sindaco è una cosa fuori luogo, a ognuno il proprio lavoro. Sarei d'accordo solo se il sindaco potesse andare in trattativa con il contribuente moroso. Vigilio segretario Biscaro. Lo fanno già. Ah. Lo fanno già, ci sono degli accordi, certo. Ci sono accordi, quindi, ecco, perfetto, quindi è possibile già farlo, andare in trattativa. Quindi, io sono un sindaco e devo recuperare da una persona, che ne so, 500.000 euro e questa persona verifico che non ce la può fare, azienda, tutti, ok? Facciamo un accordo e percepisco come ente locale quel tot che si concorda. Che si può concordare, allora è possibile farlo, cosa si può indurre anche? Ci sono queste situazioni, ce lo dicono. Buono sapersi. Bisogna fare delle distinzioni. Perché un conto è il cittadino che magari non paga i servizi che usufruisce del comune, no? E quindi si ritrova moroso rispetto a tariffe, non so, penso la frequenza dei figli all'asilo nido, lo scuola bus o altri servizi. Allora qua sempre c'è, non è che si interviene, la stragrande maggioranza dei sindaci, no? non intervengono in maniera segnalando all'Agenzia delle Entrate, ma si fa dapprima un intervento anche attraverso i servizi sociali per capire qual è la situazione, perché quella persona è in difficoltà, perché poi qua non direi che si tratta di evasione fiscale, no? Questa è incapacità o morosità, si chiama morosità, il termine esatto, no? Rispetto ai servizi sociali, e quindi bisogna capire perché. Un attimo solo che c'era il segretario che stava intervenendo, Sì? Prego. No, volevo lasciar finire Rosanna per dire, se non ti interrompo, sai, tant'è vero che l'anno scorso in tutti i comuni, e siamo andati quasi su tutti, ecco, al 90%, su queste, diciamo, tariffe, benissimo, i sindaci o se ne sono fatti carico come ente locale, oppure li hanno, come posso dire, dilatati nel tempo. Certo. Normalmente se ne fanno carico, vero Rosanna? Perché il trasporto figli, i centri estivi, la mensa, ecco, le mense scolastiche, l'anno scorso specialmente, l'anno scorso proprio, se ne sono fatte cariche le amministrazioni, e qui bisogna fare un plauso, perché è evidente che con i fondi che avevano li hanno messi lì a disposizione, sia quelli che hanno ricevuto dallo Stato e sia i loro. Quindi volevo solo dire questo. Altra cosa invece è l'evasione fiscale vera e propria, quindi la segnalazione che il sindaco può fare rispetto a tenori di vita assolutamente non in regola con quanto dichiarato al fisco. No? Sono queste poi le segnalazioni più importanti. Sappiamo che c'è un sommerso, che c'è molto lavoro nero, no? in certe situazioni, in certi ambiti, e quindi queste sono segnalazioni da fare appunto all'Agenzia delle Entrate, e poi è l'Agenzia delle Entrate che interviene e verifica, fa le verifiche rispetto alla segnalazione qualificata, come diceva Vigilio prima, no? Che il sindaco fa. Quindi sono due livelli completamente diversi. Ecco, volevo sapere a questo punto, supportati anche dalla slide, la piattaforma unitaria SRL sul fisco, cosa chiedete voi, cosa chiedereste al governo per il quale vi state anche mobilitando? Sì. Tanto è una piattaforma che non è scritta adesso, ma da un po' di tempo è scritta da tempo. Eccola qua. E veramente siamo anche un po' stanchi di ripetere sempre le stesse richieste che non vengono mai esaudite fino in fondo. Magari
qualcosa si riesce anche a ottenere di legge di bilancio in legge di bilancio, però non c'è una riforma vera e propria, e infatti ancora adesso con questo governo tecnico, perché è un governo tecnico, non è un governo politico, fare le riforme è davvero molto, molto complicato, e non c'è neanche un avvio neanche in questa legge di bilancio che invece avremmo voluto vedere. Quindi incremento delle detrazioni per il lavoro dipendente sì, e pensionati, infatti, rimodulazioni, invece le detrazioni si le vogliono allora sappiamo che noi abbiamo un fisco progressivo fatto da aliquote che sono per scaglioni di reddito, e chi paga le tasse in questo paese, l'abbiamo detto fin dall'inizio della trasmissione, sono lavoratori dipendenti e pensionati soprattutto, no? Che pagano fino all'ultimo centesimo. Altre categorie di lavoratori hanno anche dei sistemi un po' più privilegiati in qualche modo, mentre il lavoratore dipendente e pensionato paga, ripeto, fino all'ultimo centesimo, altri hanno possibilità, diciamo così, anche di bypassare, di pagare meno. Beh, oddio, però attenzione, se stiamo parlando di persone oneste non hanno nessuna possibilità, sì, perché appunto. La tassazione di una partita IVA di un imprenditore arriva al 74-79%, attenzione, certo. Sono stratartassati. L'onesto partita IVA, attenzione, che ha una tassazione superiore al lavoratore dipendente. Se c'è una tassazione alla fonte, tu non puoi in qualche modo, e sei pagato, no, da un datore di lavoro che non ti paga in nero ma ti paga regolare attraverso un contratto, hai la ritenuta alla fonte e le tue tasse le paghi tutte. Ma allora, attenzione, perché sembra una cosa facile, l'evasore è una persona che froda la legge, sì, certo. Per cui, e tra l'altro rischia, sì. La maggior parte delle persone non si mette a rischiare tanto e a frodare la legge. Una volta può darsi, adesso tutto deve essere certificato, fatturato, devi fare i pagamenti col POS, è una percentuale ridotta di grandi, avevo detto, evasori, piccolo evasore, sì, poca cosa, certo. Salvo l'insegnante che fa, io dico sempre perché è così, gli insegnanti che fanno ripetizioni in nero, perché nessun insegnante si fa fare partita IVA, cioè fa la partita IVA, nessun insegnante, perché anche questo e sono dipendenti e fanno questo, salvo chi fa il doppio lavoro in nero, e lì sono delinquenti, dipendenti e delinquenti. Gli altri, cioè delinquenti tra virgolette, non commettono chissà quale reato, frodano la legge fiscalmente, però è quello il problema. Secondo me c'è un problema di scovare questi grandi evasori oppure fare una tassazione equa per tutti, perché a questo punto è su questo, ma ci sono anche tutte le transizioni anche delle multinazionali, no? delle grandi trust, i più grandi ricchi del mondo, no? Certo. Amazon e altre robe che pagano dove, non è che pagano dove insiste il loro lavoro, ma pagano nei paradisi fiscali e quant'altro. Anche qua qualcosa si sta muovendo in questo senso, no? Perché anche a livello internazionale, perché poi sono accordi questi di tipo internazionale. Invece di tipo locale bisogna, e del nostro paese, insomma, bisogna, allora, per incentivare il fatto che tutti siano onesti, che tutti paghino il giusto. Infatti, no? È questo che vogliamo, pagare in modo che tutti possano pagare rispetto a quello, fare una vita che si decorosa. Guadagnano. Però persistono per esempio ancora differenze tra lavoratori pensionati, per esempio, in termini di detrazioni fiscali. Ecco, anche questo non va bene. Questa è una delle richieste che facciamo se mettiamo mano a una riforma del fisco. Vogliamo che anche qua detrazioni e deduzioni, rimettere mano a tutto il sistema, no? Perché anche qua si stratificano tutta una serie di norme che poi invece che agevolare, che rendere più trasparente, no? tutta la questione, la ingarbuglia e appunto c'è il furbo
che trova la strada per... Fate la legge, trovate l'inganno. Ecco, voi parlate tra l'altro, no, io sottolineo sempre la parte degli onesti, perché è giusto anche dirlo che ci sono molte persone oneste. Parlate di un fisco internazionale e delle revisioni delle aliquote IVA nella vostra piattaforma unitaria sul fisco. Sì, beh, per esempio, vabbè, quelle internazionali sono queste, no? Di queste quindi relativamente a questo, eccolo qui. Veramente molto, ci devono essere regole internazionali rispetto, non sono le regole del singolo paese, ed è quello che un po' si sta anche cominciando a discutere fra le grandi potenze, no? Su come tassare i grandi patrimoni che interessano i vari paesi, no? Appunto facevo riferimento ad Amazon, facevo riferimento a tutta un'altra serie di e invece siamo proprio in chiusura, revisione delle aliquote IVA velocissima. Allora anche qua l'IVA adesso è una cosa che abbiamo appena ottenuto, che per esempio è stata abbassata l'IVA. È una questione che ci riguarda sugli assorbenti delle donne, no? Certo, sugli assorbenti igienici. Era ora, no? Abbassato, devono anche togliere. E quindi anche l'IVA va rimodulata in base sulla merce, che se sono merci o prodotti che servono per le persone, per la maggioranza per vivere come minimo bisogno, l'IVA va messa perché è sempre una tassa che paga la persona. Assolutamente, tassa sulla tassa, assolutamente certo. Sì. E quindi vanno rimodulate e riviste. Allora, Rosanna Bettel, di questo parleremo ancora naturalmente, perché ci sono tanti aspetti importanti. Ci scusiamo con i telespettatori per quanto riguarda gli SMS che non siamo riusciti a mettere in onda, comunque dopo li leggiamo tutti sicuramente, e coloro che vogliono mettersi a contatto con le sedi dello SPCGL lo possono fare, ci sono tutte le sedi provinciali, prendere un appuntamento, farsi anche vedere la propria posizione pensionistica. Vincenzo Biscalo, eccolo qua, benissimo, volevamo ringraziarla, buon lavoro, l'aspettiamo naturalmente qua in studio per aggiornarci sul vostro lavoro nel Trevigiano. Assolutamente, grazie a tutte voi. Allora, proprio in extremis, basterebbero controlli più ravvicinati nel tempo, non ogni 20 anni. Ah beh, bello questo, sì, è vero. Molto più personale, no? Addetto ai controlli. Va bene, perfetto. Grazie mille, grazie a voi di aver partecipato, di averci seguito, e grazie alla collaborazione dello SPCGL del Veneto. La puntata la potete rivedere in replica nel nostro sito. A presto.